Bene, prendiamo la linea qua dal Palasport di Forte dei Marmi, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati. Forte dei Marmi, GDS Impianti contro il Credito Agricolo Sarzana, partita importante, un quasi derby come è stato definito. Tutte e due le squadre stanno passando un buon momento, per la verità il Forte dei Marmi ha fatto un filotto di 8 vittorie consecutive, il Sarzana dopo 3 partite non fortunate è riuscita a tornare alla vittoria sulla pista amica mercoledì scorso contro il Viareggio con un risultato rotondo come il 7-4, e dunque sarà partita importante questa sera, come già detto un quasi derby. Agli ordini dei signori Carmazzi e Moresco scendono in pista per il Sarzana i due portieri Corona e Bianchi. Gli esterni sono rispogliati Moiano Borzi, Petrocchi, Perroni, Rossi, Garzia e Ipinazar. Risponde il Forte dei Marmi con Gnata Bertozzi in tenuta da portiere, Motaran Giovannetti Ambrosio, Burgaia Casas, Mattugini, Maremmani, Gallotta in sostituzione, il giocatore che questo pomeriggio ha giocato la gara di Serie A2 ma è qua a dare una mano in sostituzione di Rubio, che è infortunato, sappiamo, e sarà un infortunio da smaltire nel tempo. Partita importante all'andata 4-4 con un po' di recriminazioni nel finale per un gol non concesso al Forte dei Marmi. Vediamo questa sera quello che sarà. Certo sono due squadre importanti, soprattutto con delle buone individualità il Sarzana, e ha in Capitan Borzi il bomber della formazione, se non vado errato, con 15 reti. Da parte del rosso blu sappiamo il capocannoniere a quota 29 mi pare, non sono precisissimo con questi numeri, con Ambrosio. Giulio, sarà partita decisamente importante anche perché insomma il Sarzana ha riagganciato un posto nobile nella classifica e vorrà dare continuità. Senz'altro, anche perché insomma sulle ali dell'entusiasmo che c'è stato sulla pista ligure dopo la vittoria contro il Centro Giovani Calciatori di mercoledì, è chiaro che cercheranno di portare via dei punti anche stasera. Il Forte dei Marmi dalla sua A la riconquistata, o meglio l'ha conquistata per la prima volta quest'anno, se non vado errato, prima posizione in classifica, portando via in 2 mesi qualcosa come 11 punti al Lodi, perché dopo la sconfitta interna contro il Lodi il Forte dei Marmi era finita a -9, adesso invece è a +2, quindi è chiaro che cercherà di mantenere quantomeno questa posizione indipendentemente dal risultato che possa venire dalla partita del Lodi. Per il Forte dei Marmi sarebbe la 9ª vittoria, quindi una striscia importantissima di risultati utili a conferma di quello che tutti praticamente gli addetti ai lavori hanno detto, che in una serie A1 equilibrata e incerta come quella di quest'anno la continuità fa la differenza, e lo si è visto perché il Forte dei Marmi con questi 8 risultati praticamente ha cancellato il ritardo che aveva dal Lodi e si è portato al primo posto, quindi ora è una prima posizione da difendere in un momento in cui un po' le squadre più ambiziose in chiave di Coppa Italia stanno anche diversificando la preparazione in base a quello, quindi sarà indubbiamente comunque una partita molto molto interessante, come dicevi giustamente Fabrizio, anche per le caratteristiche delle due squadre. Bene, vediamo intanto le formazioni in pista. Il Forte dei Marmi parte con Ignata fra i pali, Capitan Motaran, Burgaia, Casas, Ambrosio, dunque la mette giù al massimo il nostro mister Bresciani. Dall'altra parte abbiamo Moiano, Borzi, ovviamente Corona in porta, insostituibile, Rossi e Ipinazar. Il meglio che la formazione del Sarzana può schierare ovviamente. Non è della gara Fantozzi, non sono riuscito a capire, o meglio me ne sono avveduto troppo tardi per chiedere le motivazioni. Comunque indisposto al suo posto c'è Petrocchi con il numero 14. Tutto pronto, Carmazzi è nel cerchio di centropista, la battuta spetta ovviamente al Forte dei Marmi come da regolamento. Vediamo che gli arbitri chiedono l'ok ai due portieri se sono a posto nelle gabbie, tutto a posto, segno d'intesa, parte il Sarzana, battuta in questo momento, Borzi in possesso di sfera, la dà per Rossi, pressato immediatamente da Motaran, e dopo 5 secondi il primo fallo di squadra è a carico del Forte dei Marmi. Intanto la punizione in favore dei liguri, la squadra di Corona che manovra, Ipinazar per Rossi, Borzi,
Moiano cerca di allargare per i Pinazzar, da questi a Borzi per Rossi, percussione in fascia a sinistra per Rossi, dietro porta, deve lottare con Motaran, riesce a girarla all'indietro per il tiro da fuori, il tentativo di spizzata non riesce, c'è Ignata sulla traiettoria, nessun problema, ancora Pinazzar, la deviazione rossoblu, intanto finisce a terra Motaran ma recupera sfera e rilancia la palla in avanti. Alla manovra la GDS con Casas per Ambrosio, Burgaia fascia destra per lui, si accentra, cambio in orizzontale per Motaran, da questi a Casas ancora Casas che avanza, cede al tentativo di Ambrosio dalla media distanza, sfera che passa al lato, riparte dunque la formazione allenata da mister Bertolucci, ricordo Alessandro Bertolucci, coach per il secondo anno di fila del Sarzana. Da parte nostra ovviamente abbiamo il nostro Gigio Bresciani, la sfera al centro per il nulla, la recupera Ambrosio, la porta in avanti, si ferma il tiro, il tentativo sotto misura di Burgaia, l'intervento del portiere Corona che richiama all'ordine i suoi. Burgaia si era trovato lì a due passi, buon riflesso di Corona, intanto è ancora Ambrosio che porta sfera, la dà all'indietro per Casas, occasionissima rossoblu, Casas cerca la penetrazione in area, non gli riesce ma mantiene il possesso di sfera, all'angolo fra due avversari, se ne va, torna nuovamente in area, il tentativo poi di Ambrosio, niente da fare, contropiede 2 contro 1, attenzione i Pinazzar per il tiro di Borzi che passa abbondantemente al lato e c'è adesso il fischio dell'arbitro, era rimasto a terra Casas, non se ne sono veduti gli atleti che sono ripartiti in un contropiede velocissimo e vediamo, sperando che non sia niente di che, ma mi pare che si sta rialzando Giulio. Sì, mi pare che si stia rialzando, si stava tenendo una caviglia ma dovrebbe essere tutto a posto, sì. Probabilmente è andato a sbattere contro il portiere che insomma, sappiamo che è abbastanza protetto, quindi di solito quando si scontrano in questo modo portiere e giocatore la meglio, diciamo la peggio, tocca al giocatore e la meglio al portiere, del tutto involontario, ovviamente è finito addosso a Corona sulla spinta del tentativo che stava effettuando in area. La sfera è per i liguri, la battuta all'indietro, Borzi in possesso di sfera. Il capitano rossonero attaccato da Ambrosio è costretto a fermarsi per la dare all'indietro per i Pinazzar, in profondità per Rossi, controllato, finisce a terra, l'arbitro dice che c'è il fallo di Motaran che vale il secondo fallo a carico del Forte dei Marmi. Tutto pronto per la battuta, vediamo che siamo leggermente defilati sulla fascia sinistra, un metro poco più fuori dall'area di rigore, c'è Borzi pronta alla conclusione, il tiro di Borzi è murato però da un rosso-blu, recupera sfera Motaran, porta avanti pallina per i suoi, Motaran ancora per Casas, chiama il gioco a 3, l'appoggio è per Burgaia che parte come un treno, Burgaia ci prova, non ci riesce, poi è Rossi il più veloce a recuperare pallina per i suoi, allarga per i Pinazzar, si distende il Sarzana, poi però non si capisce, Motaran riesce a tornare in possesso di sfera, schierata però la formazione rossonera, i versiliesi della GDS possono manovrare. Ancora per Casas, da questi a Motaran che cerca di andarsene, supera Borzi, arriva in area, 2 su di lui, poi cicca il tiro ma in giravolta, ma è stato sfortunatissimo, adesso è Ambrosio, ha 2 uomini addosso per Casas, il tiro, il miracolo di Corona che la smanaccia in una qualche maniera fuori, vicinissimo al vantaggio il Forte dei Marmi, ci prova adesso da fuori Burgaia, la sfera è comunque parata dal portiere, ancora Motaran, Forte dei Marmi che ha avuto un paio di buone occasioni, ancora Burgaia in possesso di sfera, cerca di farsi vedere Ambrosio, non gli riesce, la sfera è dietro per Motaran, si allarga, mischia di Motaran, il tiro è ancora il portiere Corona, poi c'è il fallo, dice l'arbitro, del Forte dei Marmi, torna in avanti velocissimo il Sarzana per il tentativo di Borzi che però passa nel nulla, la recupera comunque il Sarzana e rimposta l'azione d'attacco, ma è un Forte dei Marmi che ha fatto vedere buone trame offensive, concedendo comunque un paio di contropiedi ficcanti al Sarzana. Giulio.
Ha salvato il risultato Corona nell'azione precedente, perché già era difficile la prima parata sul tiro da metà pista di Motaran, poi Ambrosio mi ha dato l'impressione proprio di andare a colpo sicuro. Intanto Casas para con il guantone e si è praticamente rialzato con una molla, è riuscito a salvare la pallina nella seconda circostanza. Di gran lunga la parata più difficile, quella di Corona in questo scorcio di partita, non sono passati neanche 5 minuti per quanto riguarda il portiere sarzanese. Bene, intanto è il Sarzana che va a manovrare la sfera in profondità per Rossi, attaccato da Motaran. Ancora Rossi all'angolo, riesce a girare l'altra parte per Moiano, da questi ai Pinazar. All'indietro è Borzi, il capitano se la deve vedere con Burgaia, cerca di andarsene, non gli riesce. Burgaia lo strina sulla velocità, gli porta via sfera e rimposta l'azione d'attacco. Burgaia che supera poi tutti, allarga per Motaran. Da questi a Casas si gioca in orizzontale, il gioca a 3 con l'uomo in mezzo all'area, in questo caso è ovviamente Ambrosio, controllato da Moiano. La sfera è per Motaran che ci prova, ma è alta. La punizione in favore del Sarzana, ma era ancora una buona trama d'azione di gioco, una buona trama dei rossoblù che erano riusciti a liberare l'uomo alla conclusione da posizione favorevole. Ancora sfera all'indietro, Borsi in possesso di pallina, ci prova dalla lunga distanza, in realtà è un passaggio nel nulla. Motaran recupera, appoggia per Casas, attaccato da Moiano, alla meglio Moiano, poi se ne va, finisce a terra, ma manovrando con un pattino l'arbitro dice che si può proseguire. È Motaran per Casas, per Motaran, ancora per Casas. Al momento della conclusione c'è una deviazione, la sfera si impenna, nessun pericolo per la porta di Corona, solo tratta a pressione. Poi la sfera viene lanciata lunghissima a Chicco Rossi, va Motaran su di lui, poi arriva Burgaia a districare una situazione. Casas adesso davanti a sé Borsi, se ne va Casas, allarga per Motaran, dall'altra parte è Burgaia, il nostro Jordi che porta sfera, ancora lui per Martì, Jordi ancora all'indietro Davide, il capitano per Casas, dietro porta a cercare il varco è Ambrosio che riceve in questo momento, poi ci prova da posizione molto defilata, non succede niente, ma la sfera è ancora per il rossoblù con Burgaia che deve uscire dalla zona d'antigioco, non ci riesce in tempo e c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi. Bisogna spostare e rettificare la posizione. Battuta in questo momento, Borsi in possesso di sfera per Rossi, da questi a Moiano, cambia per il Pinazar, orizzontale per Borsi, cerca e trova Rossi, non riesce ad andarsene per l'intervento di Motaran, la sfera recuperata da Burgaia, attaccato da Moiano, l'appoggia a Ambrosio per Motaran, ancora Burgaia, Casas, ancora Motaran in orizzontale, forte GDS che manovra per linee esterne, cerca il... Intanto vediamo che la sfera è per Burgaia che va in profondità, viene fischiato il fallo di lunetta da parte di Ambrosio. Mi fa cenno Carmazzi, ho visto io, e dunque c'è la punizione e il time out chiesto dal Sarzana, che vedrà di trovare i giusti correttivi, almeno secondo quello che è l'idea dei rossoneri. Scusate, Alessandro Bertolucci richiama a sé i suoi, ovviamente lo stesso sta facendo Gigio Bresciani. Sì, un inizio abbastanza veloce con due squadre appunto che prediligono questo tipo di gioco. Il Forte dei Marmi ha creato più occasioni da rete, il Sarzana un paio di contropiedi, come dicevi giustamente Fabrizio, non molto precisi, sicuramente molto di più il lavoro per Corona rispetto a quello di Ignata, ma indubbiamente il Sarzana è una squadra molto insidiosa, anche perché i tre giovani argentini, ma anche Rossi che è un ex abbastanza importante anche per la formazione ligure, sono giocatori da non sottovalutare assolutamente, perché sono in grado di inserirsi soprattutto in velocità e di sorprendere un Forte dei Marmi che si facesse scoprire, diciamo così, troppo in avanti. Mi pare che ci sia già, no, non c'è ancora, no, non ci sono novità nelle file del Forte dei Marmi e mi pare nemmeno nel Sarzana.
Nessuna sostituzione, si riprende a giocare con il Sarzana in possesso di sfera quando mancano 17:52, 0-0 il risultato, 3 falli rossoblù, a quota 0 il Sarzana, 3 falli fatti tutti e 3 da Motaran su Rossi. Intanto la sfera è recuperata da Casas, dice l'arbitro, però toccando terra con una mano, dunque la punizione in favore del Sarzana. Poi c'era stato uno scontro fra Casas e Rossi ancora che va a cercare spazio nell'area di rigore andando a disturbare Motaran. Battuta in questo momento Borzi in orizzontale per Ipinazar, per Moiano, tiro di Moiano, murato, la sfera torna sulla stecca di Moiano che la gira all'indietro per Borzi, da questi a Ipinazar, cerca la percussione il varco, ma poi è bravo Casas, ma la sfera schizza lontana, la recupera ancora Moiano per Borzi, da questi a Ipinazar, Borzi ancora lui, se va la manovra, va al tiro dritto per dritto, la sfera intercettata, se ne va a Burgaia, messo giù da Borzi, c'è il fallo numero 1 a carico del Sarzana. Poteva diventare una sfera interessante. Battuta in questo momento Motaran in possesso di sfera, da questi a Burgaia, allarga Burgaia per Motaran ancora, Motaran salta un avversario, la dà al centro, c'è Casas per Ambrosio, rimbalzo maligno, sfera che schizza lontana, attenzione Borzi, possibilità di andarsene, va su di lui Martí Casas. Borzi mantiene il possesso di sfera ma è costretto a girarla all'indietro, poi finisce a terra Moiano, l'arbitro dice che c'è il fallo di Casas, la punizione in favore del Sarzana, e a carico del Forte dei Marmi arriva il quarto fallo di squadra. 16:38 alla fine del primo tempo, 0-0 risultato, partita interessante fino a questo momento. Adesso stanno manovrando un po' di più le squadre, ma abbiamo avuto falate offensive molto importanti. Battuta in questo momento intercettata da Motaran, la recupera Casas, la rilancia per Burgaia, la appoggia in profondità ma ci arriva con la stecca l'avversario. Attenzione, contropiede ciccato da Ipinazar, adesso siamo dall'altra parte con Casas che è Ambrosio che cerca di girare al centro, ma c'è l'intervento di Moiano. Niente da fare, schierato il Sarzana, alla manovra il Forte dei Marmi, dunque GDS che va a manovrare, la botta di Casas è intercettata però dall'avversario, e nello specifico Borzi che rimposta l'azione per i suoi, allarga in fascia sinistra per Ipinazar, Ipinazar per Moiano, da questi a Borzi, Borzi per Rossi, anticipato millimetricamente molto bene da Motaran, la sfera recuperata da Casas, rilanciata sullo stesso capitano rossoblù, e ancora Davide attaccato alla balaustra, riesce a servire il compagno per Burgaia che poi perde sfera, va alla conclusione forzatissima Chicco Rossi, non ha fortuna, la sfera schizza lontana, la recupera Moiano, la gira per Ipinazar, da questi a Borzi, ancora il tiro da fuori nel tentativo della ribattuta di Rossi, e pare questa la direttiva, è già successo in più di un'occasione. Intanto il primo cambio, fuori Ambrosio e dentro Maremmani che tocca la sua prima sfera, gira dall'altra parte Motaran, missile di Motaran, murato, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco. L'arbitro dice che c'è stato il tocco di Motaran, in realtà forse era un rosso nero. Intanto c'è il primo cambio anche dall'altra parte, con il numero 78 è entrato Garzia, gli ha lasciato posto Moiano. Ancora Borzi in possesso di sfera, cerca e trova Ipinazar, il blocco, poi il tiro forzato da Ipinazar, la recupera Casas, cerca di superare l'avversario, è Rossi nello specifico, poi finisce a terra e c'è il fallo, e l'arbitro ha visto l'aggancio di Rossi e c'è il blu per Rossi. Il contatto c'è stato, sinceramente non avrei fischiato un aggancio da dietro, mi sembrava più una spinta. Di fatto questa è la decisione, Carmazzi aveva indicato il fallo di squadra, il collega più vicino Moresco lo corregge, c'è il blu
per Rossi. Giulio. Sì, anch'io sono un po' del tuo parere, mi sembrava più una spinta che non un aggancio, quindi forse poteva anche non esserci il blu, però insomma decide l'arbitro e Moresco è apparso subito molto deciso, quindi evidentemente ha visto quello che poi ha deciso di fare, quindi ha visto l'aggancio, e Burgaia si appresta a battere il tiro diretto. Dunque Burgaia contro Corona. Burgaia, il palo di Burgaia dopo aver seduto Corona, sfortunatissimo. Adesso bisogna fare attenzione, siamo in superiorità numerica, ma la sfera va conquistata e la prende in questo momento Maremmani. Sfortunato Burgaia, aveva seduto molto bene Corona, poi il palo gli impedisce la rete e se vogliamo andare a tirarla là bisogna forse velocizzare questo giro a 4, perché il Sarzana ovviamente non sta a guardare, sta fermo là aspettando il secondo giusto. Intanto la sfera è recuperata dal Sarzana dopo una buona intuizione di Burgaia che aveva cercato di servire Motaran che va a strappare sfera all'avversario, poi la prende Maremmani, la rilancia per Burgaia, punta l'avversario Burgaia, Casas il tiro, la traversa di Casas e sono due i ferri colpiti dai rossoblù. Ancora Casas dietro porta, toccato, ci prova nel primo angolo, non gli riesce. La pallina è per Garzia, ma ancora Maremmani supera Borzi, ci prova sul palo lontano, niente da fare. Ancora Burgaia in possesso di sfera, 40 secondi ancora di superiorità, 2 pali per i rossoblù. Dunque qualcosa forse da recriminare in termini di fortuna. Ci prova ancora Casas, Burgaia, tiro, gol! Jordi Burgaia, un gol perfetto, gli ha detto un signore molto importante dell'hockey italiano, e il gol perfetto è fatto da un assist perfetto e la stecca magica di Casas pesca Burgaia. Burgaia è la fantasia che merita potere e fa 1-0. È stato molto bravo Casas perché era in area, avrebbe potuto anche tirare, ha dato la palla indietro perché ha visto Burgaia che ovviamente essendo il Sarzana con un uomo in meno si era inserito bene nel punto vuoto e ha segnato. Grande assist di Casas, veramente non è molto un'azione da attaccante dare la palla indietro a un altro quando uno è lì a 2 passi dalla porta, veramente bravo Casas. Diciamo che questa Burgaia indubbiamente ha il merito di averla messa dentro, ma almeno il 50% di questa rete secondo me è merito proprio dell'altruismo di Casas in un momento abbastanza delicato per lui, perché insomma ripeto aveva anche i numeri per cercare di puntare direttamente Corona. Intanto time out per il rosso-blu, rientra ovviamente il quarto uomo, nello specifico è Moiano. Dunque 13:06, il Forte dei Marmi adesso è in vantaggio per 1-0. Attenzione all'incursione di Borzi, poi Giovannetti che non consente la sfera di arrivare a Garzia. Giovannetti subentrato a Motaran, Borzi per Garzia, cerca di andarsene ma è ben intercettata la sfera. Burgaia, Casas, scusate Ambrosio, e la parata del portiere, veramente il miracolo di Corona che si straguadagna la pagnotta e tiene a galla i suoi. Ancora il Sarzana a manovrare, Moiano al centro per Garzia, riesce a liberarsi dell'avversario, la mette al centro per Moiano ma è costretto a uscire dall'area. Ipinazar ancora per Borzi, c'è il fallo in attacco di Garzia facendo il signor Carmazzi, la punizione a favore rossoblù già battuta. Burgaia ancora attaccato da Moiano, resiste alla carica, mantiene il possesso di sfera, appoggia, fraseggia con Maremmani, poi se ne va Burgaia in fascia destra, appoggia ancora per Ambrosio, per Maremmani. Burgaia, Giovannetti in orizzontale, gira per linee esterne il Forte dei Marmi, costretto alla manovra,
Intanto è Ambrosio che la mette al centro lunga, la recupera Burgaia piuttosto defilato, poi arriva in area di rigore Burgaia, attenzione Ambrosio ci prova, di prima attenzione su una palla che saltellava nei suoi pressi, ma la sfera è recuperata dal Sarzana che torna in avanti con Borzi al centro, ma al momento del tiro c'è l'intervento provvidenziale di Burgaia che porta via sfera. Burgaia che adesso se ne va, a fianco a sé Giovannetti, Burgaia supera l'avversario, poi cerca di metterla al centro in una qualche maniera, Garzia impedisce che la sfera raggiunga il nostro Lorenzo. Adesso è Federico che manovra da questi a Burgaia, all'indietro Giovannetti supera l'avversario, poi la spedisce nei pressi di Maremmani che entra in area, attaccato fra giocatore e portiere, si lamenta ma l'arbitro era a 2 passi e fa correre. 10:51 alla fine del primo tempo, risultato 1-0, paga il gol di Burgaia. Forte dei Marmi adesso deve difendersi con Borzi che va al tiro da lunghissima distanza, sfera intercettata da un rosso blu, si impenna, la smanaccia al portiere, l'arbitro signor Carmazzi decide per la sfera alta e la punizione in favore del Sarzana. 10:36, 4 falli rossoblu, 2 per il Sarzana, il risultato ricorda ancora che paga per il Forte dei Marmi. Intanto c'è il tiro fuori dal rettangolo della porta, la sfera poi recuperata da Burgaia su un tiro forzato di Borzi, Burgaia per Giovannetti, Giovannetti per Maremmani, intanto torna in pista Casas, gli fa spazio Burgaia. Si muove Giovannetti per Maremmani, ancora Giovannetti, entra in area, supera Moiano in un primo momento, ma poi Moiano rinviene su di lui. Moiano che adesso grazie al velo di Pinazar riesce ad andare in profondità, arriva al limite, cerca di piazzarla ma è fuori dallo specchio della porta, la riconquista Ambrosio, la rilancia per Casas. Casas fa fuori 2 avversari prima di piazzarla al centro, è però intercettata da Garzia che rilancia per i suoi, poi Borzi sbaglia tutto, non arriva il passaggio dove dovrebbe, ma dall'altra parte è Casas che non aggancia, regala nuovamente la sfera ai Pinazar. Il Pinazar ci prova sul primo palo, fa buona guardagnata, la recupera Casas, la porta in avanti per i suoi, la appoggia poi a Ambrosio che ci prova da posizione defilata, niente da fare, la sfera rimane lì e c'è l'ingaggio conquistato da Ambrosio su una sfera che sembrava già in possesso di Moiano per il Sarzana. 9:15 dunque in questo momento, Giulio, si viaggia da una parte all'altra a velocità stratosferica. Sì, un po' la caratteristica di questa partita, con appunto continui capovolgimenti di fronte, talvolta per errori ma anche per azioni poi ben congegnate, non è soltanto gli errori che fanno partire i contropiedi come comunque abbiamo visto, quindi è una partita molto spettacolare. Intanto c'è un altro fallo di squadra, dovrebbe essere il numero 5 del Forte dei Marmi, 2 sono quelli del Sarzana. 8 minuti e 55 secondi alla fine del primo tempo, Forte dei Marmi in vantaggio per 1-0. Paga il gol di Burgaia al 12° e intanto finisce a terra e non ho visto cosa è successo. Giovannetti, non ho capito con chi si è scontrato, stavamo prendendo gli appunti. Giulio, non so se te hai qualcosa in più. No, l'ho visto scontrarsi contro un giocatore, forse è il numero 78 Garzia, potrebbe essere, ma è uno scontro di gioco, probabilmente nessuno dei due guardava l'altro, si sono scontrati e ha avuto la peggio Giovannetti che si sta tenendo la spalla destra, probabilmente ha preso una botta, è andata a prendere proprio con la spalla destra la spalla del giocatore avversario. Comunque dovrebbe essere in grado di rialzarsi, anche se essendo entrato il sanitario del Forte dei Marmi dovrà lasciare la pista appena si rimetterà a posto. Vedo intanto ancora lo spray magico che viene abbondantemente cosparso sulla spalla destra di Giovannetti, un giocatore che da quando onestamente Bresciani l'ha sempre fatto giocare, però è chiaro che da quando ha un giocatore in meno e fra l'altro un difensore di ruolo come è Rubio, sta ritagliandosi degli spazi importanti, preziosi, e sta facendo dell'ottima esperienza. L'abbiamo visto anche per qualche minuto con l'Oliverense sabato scorso. È sicuramente un giocatore che viene dalla Serie A2 ma che sta facendo veramente molto bene in questa stagione.
Intanto esce Giovannetti dentro Motaran al suo posto. Vediamo che sarà la decisione dell'arbitro. Sinceramente non ricordo chi aveva la sfera in favore. Dovrebbe essere il Sarzana, se non vado errato. Chiesta la distanza. Ricordo ancora 1-0, 8:48 alla fine. La sfera è per Garzia, da questi a Ipinazar. Per Moiano, tentativo Moiano, attenzione, poi finisce a terra Garzia, praticamente si dribbla da solo. La sfera è per Ambrosio, pressing alto del Sarzana, le direttive del mister Bertolucci. Sfera indietro per Ipinazar, intanto ha lasciato la pista scusate, Capitan Borzi gli ha dato il cambio Chicco Rossi. Il tiro da fuori non crea problema al momento al nostro Ognata. È ancora Garzia per i suoi che manovra, controllato da Maremmani. Dietro porta Garzia, la gira arretratissima per Moiano in questo momento, che fa partire un tiro che si impenna altissimo. L'arbitro dice che si può proseguire. Questa regola della sfera alta sinceramente mi rimane ancora ostica. Maremmani in possesso di sfera, la dà all'indietro per Ambrosio per Motaran, da questi a Maremmani ancora. Cerchio di centropista per lui prima di scaricare su Casas, che la ritorna al capitano per Maremmani. Ancora Capitan Davide, la allarga, finisce a terra. L'arbitro dice si può proseguire. Ambrosio all'angolo fra due avversari, cerca di andarsene, finisce a terra. L'arbitro dice che non c'è fallo, si distende il Sarzana. Rossi al tiro, dritto per dritto, c'è Ignata a dirgli di no, ed è forse l'occasione più limpida del Sarzana. Risponde da par suo a un tiro importante il nostro portierone. Intanto pochi minuti per Borsi, che torna subito in pista a dare ordine ai suoi, e c'è adesso il fallo di pattino da parte di Rossi. Fuori Ambrosio, dentro Burgaia, dunque girandola di cambi da una parte e dall'altra, anche se mi sento di dire che nel Sarzana Borsi e forse Corona sono insostituibili, veramente danno. Corona in porta dà una grande tranquillità e Borsi dà un equilibrio che serve in pista, per esperienza e per voglia di fare, veramente importante per la propria squadra. Intanto è Burgaia attaccato, poi il rimbalzo favorisce Pinazar che se ne va in fascia destra, su di lui il tiro passa al lato, la sfera alta, ma l'arbitro dice che si può proseguire. Ancora per vediamo, è entrato in pista, se non vado errato, Perroni, gli ha lasciato posto Moiano. Dunque ancora la sfera recuperata da Burgaia deve arrivare a fine corsa, attaccato da Perroni, resiste Burgaia, se ne va, entra in area, l'alza e schiaccia, sembra botta sicura, ma al di là del grandissimo gesto atletico c'è la risposta atletica del portiere Corona, ma ancora il forte brano vicino alla rete. Poi col fisico Rossi riconquista sfera per i suoi, e insomma, se consideriamo il palo e la traversa, se consideriamo le occasioni, siamo un po' in debito di fortuna. Ancora Burgaia per Maremmani, la sfera alta di un pelo. Ancora Perroni, cerca di liberarsi su Rossi per Perroni, attaccato, la riconquista Motaran fra due avversari, poi a Burgaia che si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, serve all'indietro Motaran, torna alla manovra il Forte dei Marmi, schierato in difesa il Sarzana, e la GDS che può manovrare con Motaran che scappa alla marcatura di due avversari. Poi per sua sfortuna il terzo gliela tocca, che è il tanto che basta per impedirgli la conclusione, ma ancora una buona occasione per Motaran per liberarsi al tiro, niente di fatto. Intanto è entrato Mattucini a fare gli spazi, è stato Casas, Mattucini che soffia sfera, Mattucini Maremmani che la appoggia tentando di ingannare l'avversario, non gli riesce. Ancora Mattucini,
cerca il filtrante al centro, Borzi intercetta, siamo dall'altra parte con Rossi, schierata la GDS, deve manovrare il Sarzana. Perroni in possesso di sfera, orizzontale per Pinazar, ancora Pinazar attaccato da Mattucini quando mancano 4 minuti alla fine del primo tempo, risultato di 1-0, paga il gol di Burgaia al 12esimo. Di Pinazar in possesso di sfera per Borzi che poi cerca di girare pallina, niente da fare, non la smanaccia nemmeno. Il nostro tiro, il palo di Mattucini è veramente sfortunatissimo, si era liberato di 2 avversari in maniera spettacolare Mattucini, poi colpisce il palo dopo aver seduto Corona, che non ci sarebbe mai arrivato. Quando mancano 3:39 c'è il time out corto. Giulio, veramente sfortunato il ragazzo. Sì, veramente peccato, perché già prima era stato un bel tandem fra lui che aveva servito Maremmani, il cui tiro forse era un po' troppo a botta sicura e Corona si è distesa a parato. Questa volta invece Corona era superato dal tiro di Mattucini, si è visto bene, Corona ha provato a parare, la palla lo ha superato ma ha colpito il palo e è tornata fuori. Sì, un po' in debito con la fortuna il Forte Marmi in questo primo tempo, anche perché 3 pali più, insomma almeno 3 parate molto difficili, diciamo determinanti di Corona, una all'inizio e poi altre 2 via via, e quindi indubbiamente la squadra Forte Marmina, che chiaramente è la favorita per il fatto di essere prima in classifica, giocare in casa eccetera, sta facendo rispettare il pronostico, anche se, ripeto, al momento il risultato è sempre con il minimo vantaggio per la squadra di Bresciano. Tanto si riprende con un ingaggio, se non vado errato, questo almeno è quello che ha fischiato il signor Carmazzi. Tutto pronto, sfera 2 battuta, la riprende proprio Mattucini per Motaran, Maremmani, Mattucini ancora per Motaran, esce dalla zona buia appoggiando su Burgaia, cerca di fare filtrare al centro, non gli riesce, poi arriva Mattucini e c'è la stecca però altissima di Maremmani e l'arbitro dice che c'è la punizione in favore del Sarzana. Non sono d'accordo i giocatori rossoblu, ma tant'è. Ancora Garzia e Pinazar, Perroni e Rossi in pista, Mattucini, Maremmani, Burgaia e Motaran per il rossoblu, Gnata e Corona ovviamente insostituibili, almeno in questo frangente. Ancora la sfera per il Pinazar, c'è sono il fischio dell'arbitro, la punizione per il rosso-blu. Battuta in questo momento, Motaran in possesso di sfera, allarga in fascia destra per Maremmani, ancora Maremmani per Motaran, lunga per Burgaia, grande giocata di Burgaia, poi dietro porta Burgaia cerca lo scarico, lo trova in Motaran, si allarga Motaran, il missile incredibile, una fiammata mostruosa, la sfera parata va fuori dal rettangolo di gioco, tocca il soffitto e ci riprenderà dunque con l'ingaggio a centropista. Ma veramente un missile da parte del nostro capitano Motaran, dunque ingaggio a centropista. Quando la sfera tocca il soffitto, indipendentemente da quello che è la posizione, si riparte con la sfera 2 a centropista, conquistata in una qualche maniera dal Sarzana con il Pinazar per Rossi, attaccato, resiste Rossi, attenzione, poi la mette al centro ma non c'è nessuno, era stato portato via l'uomo da Motaran. Di Pinazar ancora, Garzia, il tiro di Garzia è sul parastinchi di Maremmani ma poi la carambola lo favorisce. Ancora Perroni, cerca di metterla al centro, poi lì arriva il fallo su Mattucini, la punizione già battuta, attenzione, ci prova Maremmani e poi ci prova anche Burgaia, ancora Corona, stramiracoloso Corona,
Ancora occasionissima rosso-blu, attenzione, adesso tocca a Gnata guadagnare la Pagnotta, la sfera gira a ritroso per Garzia, il tiro di Garzia murato dal rosso-blu, sfera recuperata da Burgaia che rimposta l'azione d'attacco, e questa sfera alta mi pare uguale a quella che poc'anzi ci ha costato una punizione. Comunque va bene, e ancora Mattucini per Burgaia per Motaran, per Maremmani in area, poi al momento dello scatto c'è Perroni che ci mette il pattino o la stecca, non si è capito bene, ma di fatto siamo all'altra parte con la sfera riconquistata ancora da Maremmani che poi commette fallo di pattino, dice l'arbitro, la punizione in favore del Sarzana. 51 secondi alla fine, 1-0 risultato, gol di Burgaia al 12esimo in superiorità numerica dopo che il palo gli aveva impedito la rete sul tiro diretto. Rossi in possesso di pallina, Rossi ancora per la sfera all'indietro, ci prova il gol, il pari di Rossi su spizzata, e quando tutto deve andare per un verso ci va veramente. Un tiro, una palombella se non vado errato di Garzia, spizzata da Rossi, e ancora una botta di fortuna, fa 1-1 quando mancano 39 secondi, dunque 24-21, Rossi fa 1-1 su un'occasione praticamente zero. Sì, certo, il Forte dei Marmi ha creato molto di più, anche fino a pochi istanti prima l'avete visto, e del resto però conta chi la pallina la mette dentro. Intanto un'altra conclusione di Burgaia, la pallina si alza, Corona la lancia via, la recupera il Forte dei Marmi, mancano 20 secondi, dicevo che il Forte dei Marmi con tutte le occasioni che ha avuto, i 3 pali eccetera, le grandi parate di Corona, purtroppo però tutto questo ha partorito una sola rete, tanta quanta ne ha partorita le molte minori occasioni del Sarzana, che praticamente uno dei pochi tiri effettuati nella prima frazione, però la deviazione di Rossi è determinante, sono la sua specialità queste reti, perché io lo ricordo fin da giovanissimo, anche quando era a Forte dei Marmi. Lui è il classico giocatore, intanto un'altra conclusione parata, il classico giocatore, finisce a terra Mattucini, ci sono delle proteste, diceva era il classico giocatore da area di rigore che bravissimo a questo tipo di deviazioni, l'ha fatto vedere anche stasera. Si va a riposo con un 1-1 che indubbiamente al momento soddisfa molto poco il Forte dei Marmi e parecchio il Sarzana. Senza ombra di dubbio io ringrazio Giulio per il commento, ricordo 1-1 gol al 12esimo di Burgaia, al 24esimo pareggia Rossi. Grazie va a Giulio Arnorieri per il commento, il grazie a Giuseppe Nardini per le riprese. Da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, ci sentiamo per il secondo tempo. Tutto pronto, si può partire. L'incitamento dalla panchina rossoblu, intanto vediamo che c'è qualcosa in... Tutto pronto, si parte con Burgaia in possesso di sfera, da questi a Casas, per Burgaia ancora, Burgaia dietro porta per Casas, il tiro di Casas fermato, ribattuto Borzi per Chicco Rossi, e questa volta il miracolo è di Riccardo Gnata, ma siamo già dall'altra parte con Casas, tiro, passa al lato di un soffio, io mio, 20 secondi, occasione da una parte e dall'altra, poi è Casas per Motaran, agganciato, finisce a terra, l'arbitro dice che c'è il fallo di Motaran, la punizione, stava per tirare in porta e poi decide di tuffarsi, ma comunque questa è la decisione. Ancora il Sarzana, occasione da una parte e dall'altra, ma sicuramente il contropiede del rosso-nero è stato pericolosissimo. Gnata in questo caso veramente ci ha messo del suo. Il tentativo, la sfera però recuperata da Ambrosio per il Forte dei Marmi che può andare in avanti. Motaran per Burgaia, Ambrosio ancora, si gioca ancora al centro dell'area, la spintonata a vicenda farà Ipinazar e Motaran, alla meglio Ipinazar. Rossi attaccato, poi c'è intanto, vediamo che la spalla di di Giovannetti, scusate, ha un qualche problema perché ci sono i sanitari che lo stanno accompagnato fuori, Barella vicino a lui, sì,
sì, sicuramente una spalla che già aveva sofferto in passato, sicuramente non è stata una buona cosa la botta subita. Poi cercheremo alla fine della gara di farvi avere notizie. Intanto la sfera è per il Sarzana con Borzi, il tiro di Borzi colpisce Ambrosio che ovviamente finisce a terra, insomma non è piacevole, anche Borzi è uno che quando deve tirare, Giulio. Insomma non è una partita diciamo fortunata per il Forte dei Marmi, perché ora ha preso una botta anche Ambrosio, non dovrebbe essere niente di che, mentre invece purtroppo sembra decisamente più grave il problema di Giovannetti, che l'avevo visto fino alla fine del primo tempo, aveva la borsa del ghiaccio sulla spalla colpita, poi gli è stata messa la tuta proprio per tenere ferma anche la borsa del ghiaccio, e adesso è stato accompagnato dai sanitari. Probabilmente dovrà fare dei controlli in ospedale per accertare che non ci siano fratture. Già è un po' una situazione di emergenza, tanto una conclusione da fuori di Pinazzar, mi pare. Dicevo, già è una situazione di emergenza per la difesa del Forte dei Marmi per l'assenza di Rubio, e ora anche Giovannetti, speriamo che non sia naturalmente niente di particolarmente grave. Ambrosio, gol! Federico Ambrosio! E l'assist parte ancora dalla piuma di Fenice di Casas. Ambrosio si trova solo davanti a Corona e lo inchioda alle proprie responsabilità. Quando Ambrosio arriva così è una sentenza tutta a favore del rosso-blu, che fanno 2-1, un contropiede pressoché perfetto, Giulio. Sì, velocissimo, è stato tanto fermo il gioco, non so cosa ci sia esattamente. Comunque dicevo, ecco, viene richiamata l'attenzione di uno degli arbitri, probabilmente l'ambulanza deve andare via, però dovrebbe arrivarne un'altra, perché se no si deve interrompere la partita. Dicevo, molto veloce il contropiede, molto bravo Ambrosio, perché era praticamente con le spalle alla porta e ha comunque centrato la stessa, battendo anche Corona. Quindi un risultato cambiato di nuovo dopo un inizio di secondo tempo decisamente. Probabilmente c'è un medico sicuramente, quindi infatti c'è il medico del Forte dei Marmi, quindi viene autorizzata dall'arbitro la partenza dell'ambulanza, perché c'è appunto la presenza del medico. Comunque Forte dei Marmi che torna in vantaggio, un inizio di secondo tempo che fa ben sperare anche per quanto riguarda lo spettacolo, perché c'è già state varie occasioni in poco più di 2 minuti di gioco. Occasionissima per il Sarzana, con Gnata veramente che ha salvato tutto come fa in questo momento. La sfera schizza lontana, ancora Borzi in possesso di pallina, cambia per Ipinazzar attaccato da Ambrosio, poi torna sui suoi passi, da questi a Garzia per Borzi, Ipinazzar, Garzia ancora, su di lui va Casas, Borzi, il tentativo è però fuori dalla zona caldissima, la sfera rimbalzo maligno, la riconquista Ipinazzar per i suoi, costretto a giocare a ritroso, poi si ferma, aspetta il piazzamento, si allarga, cerca il filtrante al centro che non riesce, la sfera è per Burgaia che se ne va in fascia destra, Burgaia per Motaran, l'aggancio difettato di Motaran e poi finisce a terra Ipinazzar e c'è il fallo numero 6, si erano avvolti Ipinazzar e Motaran, ovviamente avvolgersi addosso a Motaran è rischiosissimo. Il fallo numero 6 a carico del Forte dei Marmi, a quota 4 il Sarzana con Borzi, la sfera è una palombella altissima, ben più alta di Rossi. La punizione fuori del Forte dei Marmi, Burgaia supera tutti, la piazza sull'angolo lontano, fa la barba al palo, poi in una qualche maniera Burgaia si scontra con Borzi, attenzione il passaggio di Borzi, la sfera con calma presa dal portiere e poi Motaran la alza, perché nello scontro con Borzi Burgaia aveva subito una botta che l'arbitro non ha ravvisato, Giulio. Sì, fra l'altro al braccio spalla, questa volta sinistro, non il destro come Giovannetti, e insomma non c'è azione in cui qualche giocatore del Forte dei Marmi non rimane di una botta. Già è una situazione insomma abbastanza risicata per quanto riguarda i cambi, perché è chiaro che un giocatore come Rubio già in partenza non averlo non è cosa da poco, e poi appunto ci sono tutte queste malanni. Ora il Sarzana sportivamente restituisce la pallina al Forte dei Marmi che riparte con Casas, fascia sinistra per lui,
Casas per Motaran, chiama lo schema dei suoi, è Burgaia in possesso di pallina, orizzontale per Casas per Motaran, deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento Casas, percussione, poi c'è il blocco di Pinazar su Ambrosio, il Forte aveva battuto velocemente la sfera ma bisogna rettificare la posizione, dunque quinto fallo a carico del Sarzana, a quota 6 il Forte dei Marmi. Tutto pronto per la battuta, Burgaia sulla sfera, vicino a lui c'è Casas, Casas che la mette al centro per la deviazione, non è riuscita per un soffio di Ambrosio, ma dall'altra parte fa buona guardia Casas che era rientrato velocissimo. Dunque alla manovra la formazione ligure, attenzione Pinazar, la mette al centro ma ancora per Borzi, su di lui va Motaran, Borzi, Motaran a disturbarlo, la sfera al centro, si impenna Borzi in una qualche maniera ma poi la riconquista Ambrosio che la rilancia per Motaran. Quando mancano 20 minuti il risultato è fermo sul 2-1 in favore dei ragazzi di Bresciani, dunque GDS in vantaggio con Burgaia in possesso di pallina, da questi a Motaran per Casas, ancora lui Motaran, intanto 5 minuti del corso della ripresa se ne sono andati, la serie è per Casas, il Forte dei Marmi ha 15 secondi per arrivare alla conclusione, Burgaia adesso punta l'avversario, poi arriva fino a fine sponda, dall'altra parte però c'è Borsi, attenzione Ambrosio, poi Casas, poi finisce a terra, già battuta ma con sfera in movimento fa cenno l'arbitro, finisce a terra il nostro Casas e dunque c'è la punizione, il sesto fallo. 2-1 il risultato a favore del Forte dei Marmi, 6-6 falli di squadra, con la sfera che è finita fuori dal rettangolo di gioco bisogna recuperarla, lo fa in questo momento Ambrosio, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Tutto pronto per la battuta, fischiata in questo momento, Casas in possesso di sfera, fa fuori un avversario, toccato duro da Moiano, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Ancora un fallo di squadra fischiato al Sarzana che sale a quota 7. Burgaia in possesso di pallina, Burgaia, vicino a lui c'è Casas, c'è Motaran, battuta a tiro di Motaran murato, ma Motaran è il più veloce a riconquistare sfera e deve adesso a 10 secondi per uscire. Moiano cerca di ingaggiare il duello in velocità ma la meglio Motaran che poi finisce a terra, l'arbitro dice che non c'è fallo, non si lamenta Motaran, anche se a mio avviso un qualche tocco c'era stato, il tiro adesso passa abbondantemente al lato, non c'è la spizzata di Rossi. Siamo dall'altra parte con Motaran, il passaggio al centro questa volta è intercettato, c'è il fallo scontro fra Ambrosio e Bozzi. In un primo momento l'arbitro ha fischiato la punizione, poi ha alzato il braccio a segnalare il fallo di squadra, 7 per parte. Intanto dentro Maremmani, fuori Motaran, turno di riposo per lui dopo 6 minuti di corso del primo tempo, con Moiano in possesso di sfera, su di lui Burgaia, alla meglio ma solo momentaneamente, seconda battuta arriva dagli Manforte Garzia, ancora Pinazar, fascia destra, cerca e trova Moiano, bisogna fare attenzione, le marcature importantissime dei ragazzi rossoblu con Garzia, il blocco del capitano Borzi consente a Garzia di allargarsi, poi non arriva al tiro, Borzi adesso lo finta, cerca di andarsene, è controllato da Maremmani, arriva a fine pista, ancora lui in area, finisce a terra ma non c'è fallo, dice l'arbitro. Attenzione, il tiro di tentativo di Ambrosio fuori dalla traiettoria, aveva cercato di allargarla molto, poi c'è la stecca di Corona piuttosto alta ma l'arbitro dice che si può proseguire. Ancora Burgaia per Casas, da questi a Maremmani per Burgaia, Burgaia al centro, una mano, dall'altra parte non arriva, attenzione che siamo di là con il tiro che passa fuori dallo specchio della porta, la punizione non c'è, il Forte dei Marmi può manovrare con Maremmani,
allarga per Ambrosio, pericolosissimo in un paio di occasioni, ancora lui ad una mano per Casas, fraseggiano i due nei pressi dell'area di rigore, la sfera al centro per il tentativo di Maremmani che si alza, c'è la punizione, il time out questa volta è chiesto dal Alessandro Bertolucci, che secondo me adesso cercherà di dare una registrata ai suoi ragazzi, perché in questi ultimi minuti il Forte dei Marmi ha fatto vedere grandi cose. Sì, c'è da tener conto del problema del fisico, no? Perché è chiaro che con un altro cambio in meno il Forte dei Marmi deve aumentare il minutaggio delle persone rimaste, e quindi è chiaro che probabilmente Bertolucci chiederà ai suoi, avendo una panchina un pochino più lunga e un'età media, anche se non è alta quella del Forte dei Marmi, ma ancora più bassa, chiederà appunto di cercare di stringere i tempi, di pressare di più per mettere in difficoltà il Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che per ora, insomma, sta legittimando il proprio vantaggio, anche se il Sarzana, insomma, dopo l'occasione iniziale e dopo la rete subita, fa vedere che è sempre pronto, come ecco un po' lo stesso Sarzana del primo tempo, nel senso che è pronto a sfruttare ogni minima, neanche incertezza, ma occasione, perché il gol di Rossi alla fine del primo tempo non era dovuto a una colpa della difesa quanto a un ottimo intervento di Rossi, che si è fatto trovare nel punto giusto. Quindi è chiaro che è una partita comunque tutta da decidere, ovviamente essendo soltanto un risultato con un solo gol di vantaggio del Forte dei Marmi. Vedremo come si evolverà. Il Forte dei Marmi deve cercare di far pesare un po' l'aspetto tecnico, in cui è superiore rispetto al Sarzana, magari ecco, facendo camminare più la pallina e cercando di camminare meno loro, proprio per il discorso di risparmiare un po' di energie per i minori cambi. Intanto è il Sarzana dunque che manovra, Moiano, Perroni, Garzia e Rossi in pista, Casas, Maremmani, Burgaia e Ambrosio. Rossi che ci prova dalla lunga distanza, 2 metri fuori dallo specchio della porta, non c'è nessuno sulla ribattuta, dunque il Forte dei Marmi può tornare in avanti con Maremmani. Maremmani al centro, occasionissima per Ambrosio, ma buona uscita del portiere Corona. Siamo dall'altra parte, Garzia prova a farla filtrare, non gli riesce, la recupera dunque Ambrosio, la riporta in avanti per i suoi. Ambrosio, il tentativo di Ambrosio deviato, sfera che si impenna, l'arbitro dice che si può proseguire con Garzia che manovra, il tiro di Garzia murato da Ambrosio, Perroni in possesso di sfera, ancora per Rossi che non ci arriva, la recupera Maremmani, riporta avanti la sfera per i suoi, dunque la formazione della GDS alla manovra con Burgaia dietro porta, cerca un compagno, lo trova in Casas, da questi a Maremmani per Burgaia, esce dalla zona calda Casas, ancora Maremmani, in orizzontale Burgaia, Casas ancora per Ambrosio, per Burgaia, dall'altra parte Maremmani, 10 secondi alla fine dell'azione, poi c'è l'intervento difensivo ottimo di Rossi, la sfera è per il Sarzana che può manovrare, Rossi per i Pinazar, Garzia, Moiano, Rossi ancora, attaccato alla meglio Burgaia che se ne va, dall'altra parte c'è Casas, poi fa una giocata miracolosa e sfortunato un pelo sopra la traversa, ma veramente un pezzo di bravura mostruoso con la stecca che non ha pagato. Adesso è Moiano dietro la porta, attaccato da Casas, sfera all'indietro Perroni che prova il tiro, ma c'è Maremmani che intercetta, Maremmani per Burgaia, sporcato il passaggio, Burgaia all'angolo, ne esce ma solo momentaneamente, poi in una qualche maniera Rossi entra in possesso di pallina, cerca di andarsene, si tuffa vistosamente a terra, l'arbitro gli fa cenno di proseguire, forse un richiamo in questo caso non sarebbe stato male perché era veramente sguaiata come simulazione. Ancora al centro per Mattucini, ma è coperto, non può tirare, Casas ci prova la deviazione, poi Maremmani in giravolta, però la sfera è fuori dallo specchio della porta. Nel corso del primo tempo un'azione del genere è valso il pareggio al Sarzana,
il Forte dei Marmi non è riuscito nella deviazione vincente, meglio c'è stata ma non ha ingannato il portiere. Ancora Casas su Rossi, alla meglio l'attaccante rossoblu, Mattugini cerca di andarsene, spintonato, l'arbitro dice che non c'è fallo. Siamo dall'altra parte, attenzione con Rossi, controllato da Burgaia che gli porta via sfera, poi all'angolo, alla meglio Burgaia, porta avanti pallina. È un momento in cui il Forte dei Marmi veramente sta dominando le scene, ma il risultato non cambia. Attenzione adesso, contropiede rosso-nero con Garzia, poi si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni. Perroni, ancora, no scusate, era Ipinazar e non Garzia. Rossi adesso in possesso di sfera, pronto intanto Borzi a rientrare al cancello, la sfera è per Maremmani, poi Moiano su di lui, la porta via. 13:08, il risultato fermo sul 2-1, paga nel secondo tempo il gol di Ambrosio. Adesso il tiro è abbondantemente alto, c'è la punizione fuori del Forte dei Marmi, il time out chiesto da Gigio Bresciani che deve far respirare i suoi, e ovviamente arrivano i cambi da parte del Sarzana. Era un po' che Borzi e Pinazar Garzia erano vicini al cancello per l'ingresso. Giulio. Sì, intanto ho visto che Giovannetti è rimasto di fianco, cioè sul lato corto della pista vicino agli spogliatoi, quindi evidentemente non c'è stato, almeno per il momento, la necessità di portarlo in ospedale. Ora non c'è più, ma prima l'ho visto con la tuta, sempre con la borsa del ghiaccio fra il braccio e la tuta, la spalla e la tuta. E siamo appunto, ci stiamo avviando oltre la metà del secondo tempo, con una partita che ancora può dire di tutto, perché il Forte dei Marmi indubbiamente, come aveva fatto nel primo tempo, mantiene il predominio territoriale anche come numero di occasioni, però il Sarzana è sempre in condizioni di mettere in difficoltà. E è chiaro che come tema tattico Bertolucci cerca anche con i cambi continui di mantenere in pista una formazione abbastanza tonica, per magari cercare di approfittare anche di un momento di difficoltà, di stanchezza del Forte dei Marmi. Vedremo, mancano 13 minuti, quindi ancora un minuto, anzi mezzo minuto più della metà della seconda frazione, quindi può succedere ancora di tutto. Bene, intanto riprende a giocare con il Forte dei Marmi in pista con Maremmani, Burgaia, Casas e Mattugini. Il tentativo filtrante al centro di Maremmani per Mattugini, poi la trattenuta di Mattugini costa l'8º fallo a carico del Forte dei Marmi. Ricordo a quota 7 il Sarzana. Dall'altra parte risponde Pinazar, Borzi, Rossi, e siamo al 9º fallo rosso-blu. Borzi, dicevamo, Perroni, Pinazar e Rossi in pista. 9 falli per il rosso-blu, a quota 7 il Sarzana. 12:38. Tanto è chiesta la distanza, bisogna arretrare di qualche centimetro. Attenzione a Borzi che la mette al centro, ma non c'è nessuno. La recupera Burgaia, riporta avanti sfera per i suoi. Burgaia ancora per Maremmani, dall'altra parte Casas. Maremmani ancora, cerca un compagno, lo trova in Burgaia, da questi a Maremmani. Burgaia ancora a manovrare, ha davanti a sé Perroni, serve Casas, il tiro di Casas è deviato, la sfera recuperata da Borzi. Partono in 3, attenzione Borzi, poi grande difesa di Burgaia, è lui che porta avanti sfera, supera l'avversario, al momento del tiro gli viene sporcata la stecca. Casas, il tiro, il palo di Casas, sfortunatissimo ancora la formazione rosso-blu, veramente anche in questo caso era andato fuori tempo il portiere Corona, ma del resto, come si suol dire, gol è quando l'arbitro fischia, e non è stato così neanche in questa occasione. Il palo ci ha impedito di allargare i risultati, adesso sta diventando veramente un po' pesante questo tiro al palo, sono 4 nel corso di questa sola gara. Attenzione Pinazar che poi va alla conclusione, Murata, la sfera recuperata ancora per Maremmani all'indietro per Casas, dall'altra parte per Burgaia che sta facendo una gara
incredibile, ha fatto vedere dei lampi di genio. È Casas, Burgaia finisce a terra un avversario, è Rossi, l'arbitro gli dice di rialzarsi. Maremmani, ancora lui su Maremmani, c'è il fallo di Perroni, dunque il Sarzana sale a quota 8 e c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi. 10:58 alla fine della gara, 2-1 il risultato in favore del rosso-blu. Battuta in questo momento Maremmani, tiro per Burgaia. Il tiro di Burgaia è però contratto da un avversario, ma è ancora Burgaia, supera Borsi, supera Perroni, bastonato, resiste alla carica, ancora lui, si ferma al limite dell'area, la mette al centro, attenzione, il più lesto di tutti è Pinazar, la porta via, ancora Pinazar in possesso di pallina, aspetta il piazzamento dei compagni, Perroni per Rossi, si schiera la GDS in fase difensiva, manovra la formazione del Sarzana. Perroni in possesso di sfera di Pinazar, poi il tentativo sporcato da Maremmani, ma la sfera è ancora per i rossoneri. Pinazar cerca di andarsene, Perroni a caccia del 10° fallo, c'è adesso la deviazione da parte di Maremmani, sfera alta, la punizione in favore del Sarzana, vertice alta alla destra di Gnata. Intanto turno di riposo per Casas, entra dentro Motaran, chiesta la distanza, bisogna arretrare, l'arbitro non fischia fino a quel momento, tanto al suo da fare per vederci il nostro Riccardo Gnata, poi la sfera rimane lì, Gnata la spazza dall'area piccola, riconquistata da Motaran per Maremmani, per Motaran, da questi a Mattucini, poi la sfera, un imbalzo maligno sulla sponda, Mattucini la perde e dunque il Sarzana che può tornare in avanti con Perroni, tanto è pronto anche il cambio per il Sarzana, dovrebbe essere Garzia, ma la sfera è recuperata da Burgaia, supera un avversario, poi la dà a Mattucini che viene sdraiato, messo giù da dietro, l'arbitro dice che si può proseguire, Maremmani in possesso di sfera, ci prova ad una mano, è bravo però, e c'è il nono fallo a carico del Sarzana, e poi c'è anche, vediamo gli arbitri che si chiariscono fra loro, nono fallo a carico del Sarzana, a quota 9 il Forte dei Marmi, 9:15 alla fine, risultato 2-1 in favore del rosso-blu. Dunque saranno 9 minuti importanti, la sfera è per Maremmani, ma è ancora bravo Corona, attenzione dall'altra parte, tentativo al centro e non ci arriva Rossi. Motaran, si allarga Motaran, dietro la porta, sfera all'indietro, Maremmani, Burgaia, ancora Motaran per Maremmani, Burgaia, tempi lunghissimi per lui in pista ma qualità eccelsa fino a questo momento, e ancora lui, Mattucini che poi cerca di filtrare al centro, Burgaia è lontano ma riesce comunque a conquistare sfera, dice l'arbitro commettendo fallo di pattino, già battuta, Borsi in possesso di pallina, Borsi per Rossi, per Borsi ancora, dietro la porta di Gnata, esce fuori, la cede all'indietro per i Pinazar, cerca di andarsene in dribbling prima di caricare ma c'è il sacrificio di Mattucini, poi finisce a terra e c'è il 10° fallo a carico del Sarzana per la spinta di Rossi su Motaran, quando mancano 8:06. Giulio. Sì, ci pensavo proprio, con tutte e due le squadre a 9 falli è chiaro che potrebbe essere determinante il realizzarlo o meno, no? Lo diciamo sempre che nell'occhio di oggi i tiri diretti piazzati sono molto importanti,
e in uno sport come l'hockey, dove non è facile segnarli come nel calcio, specialmente i rigori, è chiaro che è importantissimo cercare di sfruttarli. Per il Forte dei Marmi sarebbe il doppio vantaggio, vediamo se ci riesce. Ambrosio contro Corona, parte Ambrosio, si ferma, non ci riesce, Corona lo ipnotizza, poi c'è il fallo a favore del Forte dei Marmi. La punizione di prima non la migliore tirata da Ambrosio, Giulio. No, ora è un po' come il vantaggio nel tennis, no? In teoria ora se il Forte dei Marmi, cioè se il Sarzana arriva al 10° fallo, o meglio arriva a battere il tiro diretto del 10° fallo del Forte dei Marmi, è chiaro che il vantaggio che prima aveva il Forte dei Marmi passerebbe dalle parti del Sarzana. Vediamo un po', perché comunque è una partita in cui tutte e due le squadre vogliono cercare di ottenere il massimo e quindi non si risparmieranno senz'altro. Tanta attenzione, che recupera la sfera il Sarzana al tiro, Riccardo Ognata va a prendere questo tiro insidiosissimo e c'è la sfera e finisce fuori al rettangolo di gioco, e dunque la punizione in favore del Sarzana. Mancano 7,44, sono 9 falli a carico del Forte dei Marmi, a quota 10 il Sarzana, 2-1 il risultato in favore dei versiliesi. Intanto c'è un controllo con il corpo di Borzi che l'arbitro non considera importante, poi succede di tutto nel rigore e vediamo che c'è il fallo di Lunetta, già battuta la punizione, ma sinceramente non si capisce più niente. Hanno battuto, il Forte dei Marmi ha battuto punizione come regolarmente doveva, l'arbitro vuole il fischio e allora ne approfitta il nostro Riccardo Ognata. Probabilmente l'arbitro stava ancora discutendo, Giulio, con i giocatori. Sì, perché Rossi è andata a chiedere spiegazioni. Io ho avuto quasi l'impressione che più che altro avesse fischiato una specie di carica sul portiere, perché gli era frenata addosso, magari involontariamente, quindi non da fallo di squadra, ma sicuramente una rimessa a favore della squadra che difendeva. Poi il Forte dei Marmi è partito perché probabilmente stava seguendo l'altro arbitro, invece il signor Carmazzi appunto stava ancora parlando con Rossi e quindi non si poteva riprendere il gioco, che si riprende ora. Dunque Forte dei Marmi che torna in avanti con il Forte dei Marmi con il fallo subito, sale, no, non è fallo di squadra, dice l'arbitro. La punizione in favore del Forte dei Marmi già battuta, Motaran per Casas, subentrato a Maremmani, Burgaia ancora, Burgaia per Motaran, supera un avversario, il secondo è Rossi che lo va a intercettare, ma la sfera è ancora per il rosso-blu, attenzione, schizza lontana, la sparano in una qualche maniera in profondità, poi è Ambrosio che va a lottarla all'avversario, ma ovviamente la fase difensiva di Garzia ha ragione, giocando sfera all'indietro. Garzia si ferma, la dà per Borzi, sbagliato il controllo ma mantiene il possesso della pallina, ancora Garzia, cerca un compagno, lo trova in Rossi, per i Pinazar, per Borzi, per Rossi. Rossi cerca un giocatore, lo trova in Borzi. Borzi per i Pinazar, il tiro, il tentativo di deviazione, stavolta però c'è Burgaia che fa buona guardia, porta via sfera, serve Motaran, 2 su di lui, sfera all'indietro, Burgaia si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, esce dall'antigioco, poi non gli riesce, secondo l'arbitro, fischio, dunque regaliamo sfera all'avversario e c'è il 10° fallo rosso-blu, probabilmente ha allontanato sfera e dunque viene fischiato il 10° fallo al Forte dei Marmi quando mancano 6:02. Mancano 6 minuti e 02, vediamo quello che è, se non vado errato Moiano dovrebbe essere entrato apposta, esatto, lo specialista Giulio. Ora vediamo appunto il discorso che dicevo prima, il vantaggio è teoricamente dalla parte teoricamente reale dalla parte del Sarzana, vediamo se riuscirà a fare meglio di Ambrosio oppure Segnata riuscirà a fare come ha fatto prima Corona, a vanificare l'esecuzione.
Bene, dunque Moiano contro Riccardo Gnata, ovviamente il Forte dei Marmi, ricordo, in vantaggio per 2-1, è un'occasionissima per il Sarzana. Vediamo quella che sarà l'esecuzione del numero 6 in rosso-nero. Parte Moiano, finta il tiro, poi si allarga, niente da fare, se prima quella di Ambrosio non era stata tirata al massimo, questa veramente è andata a portarsi la sfera fino in fondo, avvicinato troppo e Gnata poi ha solo alzato una mano e ha sventato il pericolo. Dunque parato il tiro e si riprende a giocare con la sfera. Attenzione per Rossi, si gira Rossi ma è murato da Motaran che fa buona guardia. Poi c'è il richiamo verbale a Rossi e l'11° fallo a carico del Sarzana, forse per protesta, non ho capito molto bene, sicuramente per protesta perché non ho visto cose particolari. Comunque non si smentiscono i portieri, 3 tiri diretti, uno stampato sul palo di Burgaia che aveva seduto molto bene il portiere, 2 parati. Attenzione adesso Casas, il tiro, la sfera rimane lì, ancora Corona, miracolo per i suoi. Poi attenzione, siamo al limite dell'area, Burgaia che se ne va, ma c'è il fallo di Garzia, è incredibile, è stato fischiato il fallo di squadra a carico del Sarzana mentre in 3 uomini contro 1 andavamo in contropiede. Veramente incredibile, neanche un tiro diretto ci potrebbe dare più vantaggio di quel contropiede che avevamo creato. Rimane a terra Casas, si alza, poteva benissimo punirlo di lì a poco e lasciar provare il Forte dei Marmi a volare in contropiede. Comunque questa è la decisione del signor Cammazzi che era a 2 metri dall'azione e aveva segnalato il fallo di squadra, non lo vedo ancora sul tabellone ma dovremo essere, no, sotto il tabellone, sotto. 12 falli per il Sarzana, a quota 10 il Forte dei Marmi. Giulio, intanto che bisogna asciugare la pista, insomma mi pare che si stiano anche un po' scaldando gli animi adesso. Sì, è chiaro, perché il Forte dei Marmi non è riuscito a chiuderla questa partita, quindi il Sarzana logicamente ci crede e ci prova in tutte le maniere, insomma. Abbiamo voglia di dire che il Forte dei Marmi è un tasso tecnico superiore e lo si vede già guardando la classifica, però in questo tipo di partite, in questo momento, a così pochi minuti dalla fine, con una partita in pieno equilibrio, è chiaro che il Sarzana ci tenta, insomma ci prova e legittimamente, no? Quindi è chiaro che in questo caso qui, certo che insomma il fallo di squadra probabilmente Carmazzi non aveva visto che era già partito il contropiede, perché insomma è stato una regola dello svantaggio questa più che altro. Senza ombra di dubbio. Intanto ancora il fallo del Sarzana che sale a quota 13, Forte dei Marmi che adesso se ne va con Casas e adesso è Motaramba. Adesso siamo alla pazzia qui, ogni volta che si toccano questi fischiano un fallo di squadra. 13-11. Intanto attenzione che ci prova in una qualche maniera Pinazar, si lamenta per il pattino ma è stato lui a cacciarla sul piede di Motaran, che altro doveva fare. Ancora Burgaia, certo che si presenta un finale, questi ultimi 4:40 molto duri per le 2 squadre. Motaran in possesso di sfera, Burgaia all'indietro per Ambrosio, poi non ha nessuno su cui scaricare, buona la copertura del Sarzana, impedisce ad Ambrosio di scaricare, il tiro passa al lato, poi arriva il Forte dei Marmi che recupera con Motaran, davanti a sé solo il Pinazar. Motaran cerca di farsi spazio per Ambrosio, tiro di Ambrosio murato, ma ancora Ambrosio in possesso di sfera, se ne va, attaccato duro, sfera all'indietro, Burgaia cerca e trova Ambrosio, all'indietro per Motaran, la possibilità del missile che non effettua. Casas in possesso di pallina, su di lui 2, Casas riesce a uscirne, poi la sfera schizza lontana, arriva Ambrosio, confusione da una parte e dall'altra, il pattino d'Ambrosio che carambola la sfera sul pattino d'Ambrosio, non è che è andato a cercare nulla ma di fatto costa la punizione della sfera, torna in possesso
torna in possesso del Sarzana. Dunque ancora la sfera per Rossi, fermato, sfera all'indietro, e ancora il Sarzana che manovra. Intanto vediamo, sì, il Sarzana con Rossi, mancano 3 minuti e 20 secondi alla fine della partita, ancora 2-1 per il Forte dei Marmi, la conclusione dalla distanza, e poi c'è il gol del numero 6 Moiano, una pallina ribattuta dal balaustra dietro la porta di Gnata, e quindi come nel primo tempo un gol rocambolesco che però vale come quegli altri, e il Sarzana raggiunge, quando mancano 3 minuti e 18 secondi al termine della partita, il 2-2. Bene, o meglio per nostri colori male ovviamente, ma il Sarzana non ha rubato niente, una carambolata dietro porta. Adesso 3-18 e il Forte dei Marmi è in parità e tutto può succedere. Il tiro intanto murato, la sfera è per Burgaia fra due avversari, ancora lui si allarga, cerca un compagno, lo trova, ma poi si intromette il portiere Corona. Sfera per Casas, il tiro, il miracolo ancora di Corona che tiene a galla i suoi. La sfera dall'altra parte, attenzione Pinazar, si ferma, aspetta il pensamento dei compagni, poi serve Borzi, si allarga Borzi, va alla conclusione, ancora un rimbalzo che però questa volta è conquistato da Casas, supera tutti Casas, arriva dietro porta, lo attacca il Forte dei Marmi, poi c'è ancora un fallo fischiato a carico del Sarzana, 14° fallo. Siamo al vertice basso, ma era ancora un fallo con la sfera che è arrivata sulla stecca di Ambrosio in area di rigore, e c'è ovviamente da soffrire fino all'ultimo secondo. 2-2 risultato, 2-31 alla fine, 14 falli per il Sarzana, a quota 11 il Forte dei Marmi. Casas in possesso di pallina, la lancia adesso nel punto preciso, vertice basso alla sinistra di Corona, sulla sfera c'è Ambrosio, a fianco a lui c'è Burgaia, tutto pronto per la battuta effettuata in questo momento. Burgaia dietro porta, poi tenta la conclusione, non riesce, ma ancora lui caparbiamente recupera la sfera per i suoi. Quando mancano 2:22 il Forte dei Marmi che manovra. Motaran, missile fermato, ancora Motaran in possesso di sfera, recupera pallina, cerca un compagno, esce dalla zona calda adesso con Casas, da questi a Ambrosio, per Casas ancora, supera due avversari in area di rigore, una selva di gambe, la smanacciano in una qualche maniera la difesa dei rossoneri. Ancora Burgaia, supera l'avversario dietro la porta, 12 secondi per la conclusione. Casas in possesso di pallina per Ambrosio, toccato Ambrosio, siamo al limite del tiro, ci prova adesso Casas dalla distanza, murato da Garzia, doveva andare al tiro, eravamo a quota 0. C'è il fallo in favore del Sarzana quando manca 1:36. Attenzione, sfera per Garzia che se ne va. Garzia attaccato da Motaran, ancora Garzia, subentra anche Ambrosio, si lotta all'angolo, finisce a terra Garzia, l'arbitro fa cenno, c'è il fallo di squadra, il numero 12 a carico del Forte dei Marmi. Tutto pronto per la battuta, 1:25 con il Forte dei Marmi che deve ancora manovrare per questo ultimo minuto. Attenzione, Burgaia, il tiro di Burgaia murato, la stecca altissima sia di Burgaia che di Pinazar, ma l'arbitro decide che la prima ad alzarsi è stata quella di Burgaia. Intanto c'è il time out chiesto da Gigio Bresciani. Giulio. Sì, 1 minuto e 16, veramente tutto da vedere, perché siamo sul 2-2, tutte e due le squadre cercano di vincere logicamente, perché a questo punto il Sarzana, lo dicevo già prima, no, ci crede e francamente non ha ovviamente nulla da perdere, perché è chiaro che dovesse anche perdere, insomma, la sua partita comunque l'ha fatta, perché ha costretto fino all'ultimo il Forte dei Marmi sul risultato di parità. Vediamo adesso, è chiaro che insomma in questi momenti avere meno giocatori utili per il cambio è una cosa abbastanza difficile, perché è chiaro che con la stanchezza cala anche la lucidità. Vedremo se il Forte dei Marmi riuscirà a fare l'ultimo sforzo per cercare di ottenere la rete della vittoria, oppure se il Sarzana
completerà l'opera oppure se il risultato resterà quello di parità. Quello che si vede in pista è che nessuna delle due squadre sembra interessata al pareggio più di tanto. In effetti no, adesso il Forte Marmi che recupera la sfera, Ambrosio ancora, Michel D'Ambrosio però è smorzato, bisogna andare a giocare, attenzione dall'altra parte, Ipinazar che arriva in aria, poi bravo Ognata a fermare, Ipinazar la controlla da terra, la punizione a favore del Forte dei Marmi a 57 secondi, Burgaia in possesso di sfera, ancora lui, supera un avversario, il secondo arriva dietro porta, forse rimedia anche un tocco proibito, poi finisce a terra Ambrosio, la sfera è ancora comunque per il rosso-blu quando mancano 40 secondi, il tiro, la parata, c'è il fallo poi di Ambrosio, dice l'arbitro, già battuta la punizione, vola dall'altra parte, 40 secondi, Garzia all'indietro per Ipinazar, a 33 secondi, Garzia per Borzi, per Rossi, 26 secondi, Rossi ancora all'angolo, attaccato, riesce a servire Borzi e ancora lui, poi c'è Casas che esce, 17 secondi, porta avanti sfera, si ferma, aspetta il compagno, è Burgaia, toccato Burgaia, stanchissimo, sfera all'indietro, Motaran per il tiro e poi non aggancia Burgaia, ancora lui all'angolo e finisce con il pareggio del Sarzana che esulta come se avesse vinto giustamente uno scudetto, perché è andato a rubare un punto importante, seppure con due reti rocambolesche sulla pista dei campioni d'Italia e della capolista, almeno fino a mercoledì, poi vedremo quello che sarà il risultato di Lodi. Certo un punto che sta strettissimo a mio avviso al Forte dei Marmi, perché ha costruito molto di più, ha giocato molto di più, ha avuto molte occasioni e ovviamente questo però è il verdetto della pista, la sfortuna non vale. No, diciamo che se c'era bisogno ancora una volta si è visto quanto siano importanti i portieri nell'hockey, perché Corona veramente ha fatto delle grandissime parate, l'ultima proprio all'ultimo minuto con una conclusione delle sue di Motaran, a cui ci ha abituato anche negli anni scorsi per raddrizzare partite impossibili, Valdagno Docet, e invece Corona ci è arrivato con un gran volo, veramente una grande prova del portiere del Sarzana, che già nel primo tempo aveva fatto ottime cose. Il Forte dei Marmi nel finale lo si è visto proprio con quella pallina che Burgaia non è riuscito a controllare, era decisamente stanco perché ha perso anche un giocatore come Giovannetti che nelle altre partite aveva dato qualche minuto di sollievo ai compagni, e quindi è chiaro che è una squadra, quella Forte Marmina, che si è trovata corta. Nonostante questo ha creato più occasioni, ha colpito svariati, 4 se non vado errato Legni, però è chiaro che il Sardana di reti ne ha segnate lo stesso numero del Forte dei Marmi e quindi si porta a casa un punto. La VN Vetizia premia i campioni e questa sera per i top player campioni sono Burgaia da una parte e Corona dall'altra, e questo dà anche lo specchio di quello che è stato l'andamento della gara, da una parte un bomber, dall'altra un portiere. Un grazie a Giuseppe Nardini per le riprese dalla parte tecnica, da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, a risentirci alla prossima.